Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi o questa sera nel canale del vostro Marietto Veneziano. Mentre iniziamo questa diretta col vostro Marietto, vi ringrazio di esservi uniti nel diario e vediamo un po' questo circuito che ci ha regalato Ruggero Moretti. Questo circuito sapete che ce l'ha regalato Ruggero Moretti circa 15 anni fa, un circuito per la melatonina, e lo consiglio di usare per quelle persone che in questo periodo sono sotto pressione e sotto stress. La pillola la trovate nel canale del vostro Marietto Veneziano. Ci sono tutte le istruzioni per il caso e ve lo ricordo, l'ha donato all'umanità Ruggero Moretti, è più o meno nel 2005, tra il 2003 e il 2005, facilissimo da usare ed è gratuito. Lo potete tranquillamente scaricare nel sito del capitano.altervista.org. Bene, vedo gente che arriva, saluto la nostra amica Claudia Giusti, la Tina Gibiliaro, buongiorno, poi la Michela Bazzan, Ciarlo Massimo, salutiamo tutti, il vostro Marietto vi saluta, vi vede. Poi un'altra cosa molto importante che Hildegard del vostro Marietto Veneziano è stato questo circuito preventivo. Questo circuito preventivo è praticamente un circuito che ha ideato Hildegard del vostro Marietto Veneziano, lo potete scaricare nel gruppo di Facebook anche in formato PDF e nel diario oppure è stato condiviso da molti. Il concetto è molto semplice: nei due decagoni, vedete, sono stati inseriti una molecola che è funzionante in un farmaco e l'Aleph, e chiaramente è stata usata la stella di Davide per rinforzare il messaggio. Per poterlo attivare basta mettere il testimone e chiaramente si può usare in modo preventivo. Saluto anche Sara Angius che si è appena unita, Stella del Mattino, Wilfer Lori e anche Teresa Free. Scusate se non dico benissimo i nomi, ma sono un pochettino alle prime armi anche con questa, come si suol dire, diretta. Nei prossime volte molto probabilmente la faremo, vediamo un po' se regge. Meglio che faccio così, scusate, faccio delle prove, dei test, la faremo su YouTube, no? Per il momento ci dobbiamo accontentare di questo bellissimo Facebook che sta facendo il suo dovere. Quindi scusate. Bene, quindi se volete iniziare, saluto Ciarlo Massimo, ecco, with Life Lori. Bene, se volete iniziare a fare delle domande su quello che vi interessa in questo momento, il vostro Marietto però vi chiede di mettere nome, cognome e data di nascita. È molto importante per il semplice fatto che così io riesco a agganciarmi alla scia energetica. Quindi vi ripeto, questo circuito lo trovate nel sito, nel gruppo Facebook di Hildegard Marietto Veneziano, e vi ricordo che è un circuito preventivo, non è tanto un circuito che guarisce, ma un circuito preventivo per rinforzare il sistema immunitario in questo periodo che è sotto pressione. E poi vi ricordo ancora, bene, ringrazio anche Hildegard che mi ha appena avvisato che ha messo i link sui vari gruppi, e Hildegard chiaramente è il tecnico, la mia dolce metà, ed è anche il tecnico che gestisce un po' la situazione, visto che sono un pochettino imbranato con Face. Bene, e vi ricordo anche questo circuito radionico della melatonina che ci ha donato il grande Ruggero Moretto. Bene. Bene, adesso io aspetto le vostre domande, se c'è qualcuno già che ha fatto qualche domanda, vediamo un po'. Per il momento siete venuti solo per i saluti. Se qualcuno vuole iniziare a fare qualche domanda, è benvenuta. Mettiamo qui il circuito del sì e del no, e quindi il vostro Marietto è pronto a rispondervi col pendolino se qualcuno desidera fare qualche domanda. Allora,
Ciarlo Massimo chiede: Mario, volevo sapere se avrò un full time a lavoro. Ciarlo Massimo 30 09 75. Allora, vediamo la prima domanda di Ciarlo Massimo. Ripeto, Mario, volevo sapere se avrò un full time a lavoro. Ciarlo Massimo 30 09 75. Vediamo un po', colleghiamoci alla scena energetica di Ciarlo Massimo e vediamo. Allora, in questo momento, questo periodo breve, diciamo che per il momento sarà difficile per un full time, però magari vorrei approfondire con le sibille per vedere, perché sul lavoro io sono molto sensibile perché so che alle persone è la cosa principale. Vediamo per Ciarlo Massimo un giro di sibille, di 3 sibille, a vedere cosa dicono. Amore, gran consolazione e donna maritata. Quindi è un no, però con riserva, perché vedo che avrai dei risultati. Quindi molto probabilmente adesso no, Ciarlo, ma in futuro molto probabilmente si sblocca tutto, perché vedi che è gran consolazione, hai amore, quindi che è amore per il lavoro in un certo senso, e poi una cosa molto sicura, è donna maritata che è stabilità. Quindi molto probabilmente la situazione per il momento è bloccata, però per il futuro imminente la cosa dovrebbe un pochettino sbloccarsi, perché vediamo gran consolazione, quindi avrai delle soddisfazioni e vedi che c'hai la carta che viene prima, che è amore, e quindi la cosa è sicuramente sta andando per il verso giusto, ma in questo momento il pendolino ha detto che è difficile, ci sono dei blocchi. Comunque non disperare, perché le sibille sono dalla tua parte. Andiamo con la prossima domanda. Vediamo Sara Angius, se posso. Io Sara Angius, allora 18 12 71, vorrei sapere cortesemente se il mio compagno Ivano 30 06 70 riuscirà a fare quest'estate il corso di Master RQI, che non so. Vediamo un po' se il compagno di Sara Angius, vediamo un po', bene, vediamo. Non so che corso è questo RQI, però vediamo se il compagno Ivano riuscirà a fare quest'estate il corso di Master RQI. Sembra proprio che il compagno di Sara sì, Sara sembra proprio che quest'estate molto probabilmente ci sarà qualcosa di positivo per questo corso. Sì, il pendolino penso proprio che in questo momento ci dica di sì. Andiamo alla prossima domanda, che è di Cristina Cesario. Cristina Cesario, voglio sapere se ci sarà una storia Luca 12 370, Cristina 22 972. Ripeto, Cristina Cesario, voglio sapere se ci sarà una storia Luca 12 370, Cristina 22 972. Vediamo un po' se ci sarà questa storia, Cristina. Per il momento, Cristina, sembra proprio che la cosa diventi un pochettino in salita, un pochettino impervia la cosa per il momento, ma non disperiamo. Per il momento mi sembra che la cosa sia bloccata. Andiamo alla prossima domanda. Stella Lucente, gentilmente desidero sapere
sapere a che punto è la mia evoluzione spirituale, grazie infinite. Allora, stella lucente dovresti dare almeno il nome, il cognome e la data di nascita, perché senza queste informazioni, stella lucente, io navigo nel buio, anche se sei una stella lucente, ma senza nome, cognome e data di nascita la vedo dura. Vediamo la nostra Claudia Giusti. Claudia Giusti 110672 e Daniele 19472 saranno insieme come coppia. Vediamo un po'. Eh sì, penso proprio che la Claudia e il Daniele in futuro come coppia succederà qualcosina, qualcosina di importante. Sembra quasi quasi, sì sì Claudia, sicuramente qualcosina di importante ci sarà. Mm? Bene. Ecco, Stella Lucente ha messo la data e il nome. Allora, la Stella Lucente si chiama Angela Agnitelli del 100970 e mi fa una domanda. Gentilmente desidero sapere a che punto è la mia evoluzione spirituale. Allora devo cercare di cambiare circuito per questa domanda, che è una domanda che esula il sì e il no, chiaramente, e vediamo, useremo questo circuito. Useremo questo circuito per la stella lucente che poi è nella realtà la Angela Agnitelli, e vediamo qui, vedete, abbiamo delle posizioni, abbiamo il negativo chiaramente con mortale molto pericoloso, pericoloso e sfavorevole, e poi abbiamo il positivo ottimo, molto buono, buono e favorevole. Quindi la domanda come sarà, com'è la sua evoluzione spirituale di stella lucente, che si chiama Angela Agnitelli 10970, quindi mettiamo la domanda di stella lucente. Come sarà, com'è la sua evoluzione spirituale in questo momento? Beh, direi che vista così, stella lucente, stai andando nella giusta direzione. Molto buono, tra buono e molto buono, eh? Brava, sei sulla strada giusta. Bene, andiamo alla prossima domanda. Saluto anche Mirela Aurora Panfile, buonasera a tutti, dice. E andiamo, allora, Chicca Caffone. Chicca Caffone, ringrazio sempre anche il De Garda per la sua collaborazione come tecnico, perché vedete che sono un pochettino in affanno senza il De Garda. Bene, vediamo il De Caffone, vediamo un po', la Chicca Caffone, scusate. Ciao Mario, ancora non ho ritrovato il cane PQ, lui è nato il 2 marzo, io il 1 settembre 57, lo ritroverò, grazie, vediamo un po'. Ma da qui sembra che questo cane qui lo dovresti trovare, con difficoltà, perché abbiamo visto il pendolino, sembrerebbe proprio che dovresti essere sulla strada giusta.
Eh sì, dovresti trovarlo. Dovresti riuscire, Caffone e Chicca, a trovarlo. Andiamo alla prossima persona. Saluto Anna Falanga, poi Lucia D'Andriccio, vorrei sapere sull'amore, però non c'è la domanda. Poi vediamo avanti. Andiamo avanti. Antonella Mosca, buonasera, grazie. Volevo sapere se Alberto 22379 fortunato uscirà vincente ai problemi economici, epidemia, compras, grazie mille. Vediamo un po' se ce la farà. Questo Alberto, se riuscirà a superare questo periodo. Beh, l'Alberto, sì. L'Alberto in questo periodo qui di economico e di epidemia alle spalle grosse, molto probabilmente Antonella ce la farà. Sì, sì, sì. Non è facile per tutti, perché vedete che l'economia in questo momento è in affanno tremendamente per via di questa situazione che sta un po' mettendo sotto pressione tutti, però Antonella, la situazione è durissima per tutti, quindi tuo figlio ce la farà, Alberto. Bene, andiamo alla prossima domanda. Beatrice Mancini, buonasera. Luca 21 10 91 mi chiederà di fidanzarmi con lui, io 25 7 85. Vediamo un po' questo Luca del 91 con Beatrice. Allora, penso proprio di sì, è una cosa molto seria e impegnativa per Luca. Vedo che il pendolino, però vedo che dopo il pendolino ha preso proprio un bello slancio, È proprio un pendolino felice per questa cosa qua. Certamente Luca ci sta pensando molto bene, deve essere una persona seria. Mm? Andiamo avanti. Stella del Mattino, rispondo a Stella del Mattino, Panizio Giuseppa, 180253, ci sarà un miglioramento economico nei prossimi mesi? Ripeto, è Stella del Mattino, che si chiama Panizio Giuseppa, 180253, ci sarà un miglioramento economico nei prossimi mesi. Vediamo un po'. Giuseppa, in questo momento qui la situazione non è per te solamente impegnativa, ma è impegnativa per molti. Vedete? Quindi non penso che nei prossimi mesi la situazione si risolverà, non solo per te chiaramente, ma vedo, come ho già detto in altre pillole, che la situazione sarà leggermente in salita per tutti. Quindi non dobbiamo essere giù di morale, dobbiamo sempre essere molto positivi, però non vedo grandi sbocchi per il momento. Allora, Anna Falanga, caro Marietto, vorrei sapere a che punto è la mia crescita spirituale. 7 luglio 81. Vediamo un po'. Prendo ancora questo circuito, che non è proprio l'ideale, perché ce ne sono altri, però visto che queste domande me le avete fatte così un po' a bruciapelo, posso rispondere con questo qui per vedere questo circuito a che punto è che si può in un certo senso utilizzare, a che punto è, per vedere a che punto è ad esempio lo sviluppo spirituale.
di Anna Falanga. Ah, anche qua vedo che la cosa sta andando molto bene. È tra il buono e molto buono. Sì, 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 quindi anche lì siamo sulla strada giusta. Bene, andiamo avanti alla prossima domanda. Bene, bene, bene. Ecco, Ilenia Tassi. Niente, parla sempre di PQ. Allora, White, White Flea Lori, Loredana 41063. Amore sì o no? Vediamo un po', eh. Questa è una domanda un po' birichina. Vediamo un po' di rispondere alla Loredana, eh. Amore sì, amore no. Eh, cara Loredana, io non so cos'è questo amore sì, amore no, ma è proprio un bel sì. È proprio un sì deciso. È un sì a gamba tesa. Quindi buttati, qualsiasi cosa sia, buttati che andrà bene. Sì. Ah no, scusa, Patti non l'ho vista allora la domanda, eh. Patti Patrizia Natale, scusa Marietta, non so se si è vista la mia domanda, sono nato il 19/8/63, Enzo è nato 1958, eh. Vediamo un po'. Scusa Patrizia Natale, non avevo visto la domanda allora, eh. Senso tornerà. E sarà è una cosa molto combattuta, Patrizia, è una cosa molto combattuta. È combattutissima. Non si capisce bene se sembra quasi un no, però potrebbe risolversi in un sì. Niente, direi che per il momento non c'è risposta né sì né no, e lì Patrizia è sul chi vive, nel senso che ha un piede a destra e un piede a sinistra. Molto probabilmente vorrebbe tornare, ma c'è qualcosa che lo blocca. Però non è un sì e non è un no, è in stand by. Andiamo avanti. Saluto Simona Subazzoli, buonasera. Lodedo Maria Figli, salve, Antonio 1076 mi contatterà? Vediamo un po'. Boh, Maria Figli spero che sia il tuo nome, anche se non c'è la data di nascita, cerco di fare qualcosa, però è chiaro che se non mi dite la data di nascita non riesco a seguire perfettamente la scia energetica. Già è difficile così, però vediamo un po' di darti un aiutino se ti contatterà. Eh, anche lì è difficile, eh. Anche qui vedo che è tutto bloccato. Non è né un sì né un no, è un'attesa, eh. Quindi questo Antonio qui, Maria non so, è lì che ci sta pensando fra sì e fra il no. Bisognerebbe dargli una piccola spinterella, eh. Poi magari se lo contatti te, perché adesso come adesso penso proprio di no. Poi vediamo ancora sotto una domanda è Heidi. Ciao, riuscirò ad avere un contratto con ASL, la ASL penso,
entro quest'anno. Laura 230580, grazie. Vediamo un po' la Laura 230580 se riuscirà a avere un contratto con l'ASL. Penso proprio di qua sembrava di sì, ma poi è andato verso il no. Però vorrei fare un giro di Sibilla a vedere cosa mi dice, perché voglio approfondire la cosa, perché sapete che col lavoro non scherzo. Voglio vedere cosa salterà fuori. La matrice, stanza e militare. Vedete qua la situazione per il posto di lavoro dell'ASL. Vedo che la situazione, vedete qui le carte, a matrice, stanza e militare, ci sono dei segreti, c'è qualcosa che impedisce di forte. La speranza, cioè vedete la matrice che guarda qualcosa nel passato e la stanza. È una cosa proprio indecisa perché c'è qualcuno, vedete, che sta facendo qualcosa di segreto e di forte per impedirlo, questo contratto. Però molto probabilmente con la stanza sei in un posto sicuro e la matrice è un indice che c'è del lavoro da fare molto potente, nel senso che ce la stai mettendo tutta, ma c'è qualcuno che sta remando sotto, anche se il posto sembra molto sicuro per te. Andiamo avanti, Poi vediamo un po'. Prossimo. Quindi Heidi, cioè Laura, c'è qualcuno o qualcosa che nel segreto sta facendo forza per bloccare un pochettino la cosa. Per questo il pendolino praticamente continuava a girare su se stesso, sembrava imballato. Però sembrerebbe dalle carte che il posto sia tuo, perché c'è qualcosa di sicuro, la stanza e la matrice. Bene, andiamo avanti. Poi vedo Simona Subazzoli, ma penso che non so se hai già fatto la domanda. Hai già fatto la domanda Subazzoli. Vediamo un po'. Gennaro Solipano. Salve Marietto, sono Gennaro Solipano, risolverò positivamente il mio problema di salute per settembre. Ecco, e rispondo a Gennaro Solipano del 29/1/81. Si risolverà il suo problema di salute. E sembrerebbe di sì. Sì. Certo non sarà facile perché vedo che il pendolino fa un po' di opposizione, però sei sulla strada giusta. Sì, sì Joseph, siamo in diretta. Bene cari amici, rispondo alla, a Joseph Pilates come ultima domanda perché sono le 21 e sapete che dalle 20:30 in avanti rispondo. Salve, sono Maria Daniela Barila, 220772, prossimo AES farò l'insegnante. Vediamo un po' se la Maria Daniela Barila 2207 il prossimo anno farò l'insegnante. Vediamo se il prossimo anno farà l'insegnante.
Boh, penso proprio che il prossimo anno le cose siano un po' bloccate. Un po' bloccate. Sì. Maria Daniela penso che il prossimo anno la cosa sarà bloccata. Bene, cari amici, sono le 21, il vostro Marietto sapete che ha finito, vi ha proposto questa mezz'oretta di domande con il pendolino e le sibille, vi rimette qui il circuito radionico per attivare e rinforzare il sistema immunitario che abbiamo ideato il legale Marietto Veneziano. Sapete che potete scaricarlo nel gruppo di Face del Marietto e della Hildegarda, e vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Hildegarda e Marietto di Veneziano, e vi ringrazio di avermi seguito fino a qui. Vi saluto tutti, un grande abbraccio a tutti, una stretta di mano e alla prossima. Grazie cari amici e a domani.